Ad ESMO 2025 abbiamo presentato i risultati finali dello studio Parere della Fondazione Gono, studio randomizzato di fase 2 multicentrico che ha coinvolto circa 40 centri italiani sotto appunto la guida di Pisa. Lo studio è uno studio che valutava il ruolo e il corretto posizionamento di una strategia terapeutica che è il retreatment con anti-EGFR in pazienti con tumore del colon retto metastatico, RAS e BRAF wild type nel setting chemorefrattario. Lo studio ha dimostrato con il numero più grande ad oggi disponibile che la biopsia liquida è uno strumento necessario per selezionare questi pazienti nella linea avanzata. Questo perché più di un terzo di pazienti che clinicamente erano stati valutati come eleggibili ad un ritrattamento con anti-EGFR proprio con dei criteri clinici che erano la risposta nella prima linea, così come poteva essere l'intervallo di anti-EGFR, in realtà non erano in grado questi criteri clinici di dimostrare l'eleggibilità molecolare a questa strategia terapeutica. Ad ESMO 2025 Marco ha presentato i risultati proprio del primary endpoint dell'overall survival. Sì, quindi io mi sono soffermato soprattutto sui dati clinici ottenuti. L'endpoint primario era la sopravvivenza globale dal momento della randomizzazione dopo la selezione molecolare con la biopsia liquida, quindi erano tutti pazienti RAS e BRAF wild type nel loro ctDNA. In quanto in entrambi i bracci di trattamento che prevedevano una sequenza di regorafenib seguito o preceduto da panitumumab, in entrambe le sequenze abbiamo osservato che il panitumumab era francamente superiore in termini di progression free survival, overall response rate e disease control rate. Alla fine lo studio è formalmente negativo, in quanto entrambi i bracci di trattamento determinavano una sopravvivenza globale di circa 12 mesi. Questo succedeva perché, come vi dicevo, il panitumumab, il retreatment con il panitumumab si associa indistintamente dalle due sequenze di trattamento con una progression free survival mediana di circa 4 mesi rispetto a 2 mesi ottenuti con il regorafenib, che è in linea con quanto noi sappiamo dalla letteratura con questo farmaco. Si associava a una risposta globale, a un tasso di risposte globali di quasi il 20% rispetto a 0,2% con il regorafenib, e il tasso di controllo di malattia, il cosiddetto disease control rate, era più del 60% con il panitumumab rispetto a meno del 40% con il regorafenib. Quindi questo studio, lo studio Parere, risponde, come diceva Paolo, a una domanda molto importante, ovvero dove collocare e se collocare il retreatment nel continuum of care del carcinoma del colon retto metastatico. La risposta è sì, perché è francamente superiore in termini di efficacia, in termini di overall response rate, disease control rate e progression free survival rispetto a un attuale standard di trattamento. La domanda legittima è se collocarlo prima o dopo rispetto al regorafenib. La risposta più pragmatica che noi possiamo dare è quello di anticipare il ritrattamento con panitumumab, poiché trattandosi di una situazione terapeutica con pazienti altamente pretrattati e quindi chemiorefrattati ad alto rischio di deterioramento clinico, è meglio anticipare il trattamento più efficace, ovvero il panitumumab, rispetto al regorafenib. Quindi nella nostra pratica clinica, dopo un attuale standard of care che è rappresentato da Tasbeva in terza linea, nei pazienti che erano RAS, BRAF wild type su tessuto e che avevano tratto beneficio da un anti-EGFR in prima linea, noi proponiamo al termine dello studio Parere di considerare la biopsia liquida per proporre al paziente RAS BRAF wild type nel ctDNA rechallenge con un anti-EGFR.